Quali sono le novità e da quando entreranno in funzione? Le novità sono l'introduzione delle telecamere intelligenti a fine anno, presumiamo a novembre, per cui vuol dire 6 varchi nuovi, tutte le telecamere intelligenti. Intelligenti cosa significa? Significa che non solo riusciamo a controllare l'ingresso, ma anche l'uscita, poi diventa un sistema flessibile. Abbiamo concordato con i commercianti due cose base. Uno, la zona piazze. La cosiddetta zona piazza non si può parcheggiare, mi sembra una cosa normale, naturale, non si può ordinare piazze del genere parcheggiando. Ovviamente è libero accesso ai residenti o ai servizi, questo è dato per scontato. Per quanto riguarda invece l'altra zona, quella attuale, vengono installati nuovi varchi e l'orario sarà quello vecchio, 8:20. Per ora, fino al cambio delle telecamere, rimane le ZTL come adesso, cioè fino alle 11, non cambia niente, è inutile cambiare per fare confusione. Sia i commercianti che i residenti ieri sera l'hanno approvata, c'è sempre qualcuno che non è d'accordo. Hanno solo chiesto all'amministrazione, sia i commercianti sia per quanto riguarda i residenti, di cercare di trovare la soluzione di parcheggi esterni per far sì che siano agevolati per andare in centro. Tutto qua. Vuol dire Prandina? Vuol dire parcheggi esterni, dopo ragioniamo con calma. Ho invitato anche ieri sera tutti quanti, ho detto, stiamo tutti calmi, tranquilli, sereni, stiamo lavorando per voi. In 20 anni la Prandina non è stata mai aperta. Forse io ho sbagliato, dico io perché l'ho aperta io, o forse ho sbagliato a farla per il periodo di Natale, però nella mia ingenuità pensavo di fare qualcosa di positivo e capire qualcosa. Se io stavo fermo, non facevo niente e aspettavo, come sempre tanti altri, non succedeva niente, sarebbe ancora incolto, tutto quanto fermo là. Per cui forse ho sbagliato dare la ciliegina alla città, però io sono contento di averlo fatto e a breve risolveremo tutto, penseremo al Corso Milano, penseremo in Piazza Insurrezione. Va dove è bella, va migliorata, ma tutti assieme, senza contrapposizioni, senza liti, senza urli, si risolve molto più facilmente le cose.